Ok, ci siamo col nero. Allora, andiamo a fare la nostra partita. Allora, D4 come... Leone, e andiamo di pedone. Ragazzi, siamo ritornati col nostro braccio e mente. Ci sarà Andrea a suggerirmi le mosse. se dicessi re la faresti o sarebbe passato il limite? Ok. Pedone, Pedone. sarebbe passare il limite, no? Pedone, Ok, eh, pedone, pedone. Chissà se Andrea vuole questo o vuole questo. umile, umile. Umile. Allora, umile, così umile? Sai come si chiama questa struttura? Domanda di cultura generale. La Carlsbad? Sì, Ok. Alfiere. E sai da dove prende il nome? No, questo non lo so. Da una località della California, da quello che sapevo. Io pensavo, Pensa. Alfiere, io pensavo che fosse una località russa, non so, Sì, sì, sì. jugoslava, però. Ok, ecco infatti. Ok, pedone, cavallo. Cavallo. Bisogna stare attenti a non dare il consiglio. E Andrea, qui questo alfiere, ecco, ti Donna. piace? Cioè, nel senso io non l'avrei dato, che ragionamento Perché c'è c'è stato? un trade-off, c'è il trade-off della coppia degli alfieri, ma qua lui è anche un pedone isolato e contro un pedone isolato c'è anche il principio generale che va bene cambiare pezzi leggeri. Re. Geniale, geniale, Da un certo punto di vista perdi la coppia degli alfieri, però mi certo, piace semplificare la posizione contro un pedone isolato, no? geniale. No, però se non sei No, d'accordo. no, 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 non Re? avevo fatto questo ragionamento Re? successivo. Re. Bisogna stare attenti a non suggerire sciocchezze qua comunque. Torre? Ok, Sai quando uno è piccolo, no? Che se fa qualcosa di brutto perché glielo dice un amico, la mamma gli dice: Mamma, se il tuo amico ti dice buttati dalla buttati giù. finestra, tu ti butti dalla finestra, no? Bisogna Esatto. cercare di evitare una situazione simile a braccio in mente, no? Perché alfiere. Alfiere, Se il tuo amico ti dice lascia un pezzo, tu lasci un pezzo, purtroppo sì. esatto. Alfiere. Alfiere. Ok, andiamo qui. Tu mi hai parlato della coppia degli alfieri, io pensavo che gliela volessi eliminare. Ok, ok. Io Fai pensavo, volentieri. però va benissimo. Ok, cavallo, Ok. Sì, facciamo qui. cavallo. Era questa? Sì, Ah, pensavo. ok. Cavallo. Ok. E allora, visto che ha fatto due mosse, non c'è due senza tre. Questo sì. Anche l'altro poteva essere, però anche Ok, così va bene. ok. Ora vediamo un attimo cosa fare qua. Ok. Sempre la pressione su F7 che scoccia un po', no? Mm, 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 mm. Giochiamo. Sto prendendo tempo. Alfiere. Non lo so.
Sì, diciamo che con questo cavallo davanti abbiamo bloccato il suo pedone isolato, però allo stesso tempo non riusciamo più ad È attaccarlo. difficile attaccarlo. Mm, mm, mm. Torre. 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 Sì, sì, torre. Stavo vedendo se c'era qualcosa. Cioè, spero che era questa che avevi in mente? No, 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 non è una cosa rilevante, bisogna muovere veloce e fargli scorrere il tempo. Ok. Una di quelle posizioni, no? Dove, non lo so. Pedone. No, aspetta. Vabbè. No, 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 non si può tornare indietro. Ti ho suggerito pedone, però però tu non l'ho ancora mosso, eh. però puoi scegliere quale pedone muovere. Ok, Però allora. pezzo detto, pezzo suggerito. Volevo fare a 5, però poi mi sono accorto che c'è cavallo C4. Ah, ok. Ok. Cavallo. Cavallo e c'è due posti dove potrebbe andare. Forse questo. Sì, vive i pezzi attivi. Uh. Cavallo. Cavallo. Orco cane. Allora, fammi ragionare bene. Cavallo. Il momento di chiudere, no, Ok, penso di sì. Oh! No! Cavallo e C3 non guadagnava la qualità. Cavallo in C3. Però adesso c'è uguale, no? No, ora ti sta attaccando F7. Ci sta attaccando F7. Ok, però non c'è sempre. Ah, perché ha attaccato 3 volte. Mm. E se facessimo sempre. Però lì ha tempo di difendersi, no? Porco cane. Non succede nulla. Facciamo cavallo. Cavallo. Penso che sia. Penso che sia questa. Spero che sia Era un po' questa. più umile la mia idea. Pensavi cavallo F6? Sì, sì. Ok. Però ci dà un'altra chance. Cavallo. Ok, penso che sia. Fai ragionare bene, non voglio rovinarti la situazione. No, rovinarci. Donna. Ottimo. E ora è tornata divertente la partita. Ora torre. Penso È che. bello dover lasciarti pensare, no? Sicuramente una mossa di torre deve essere buona, però no. Sì, sì. Ok, torre. Torre. Io pensavo in realtà subito mettere la torre lì, no? Ok, ok. Però va benissimo. Adesso no. Ah sì, donna. Non male, no? Ottimo. Abbiamo l'incremento. Donna, poi Ma donna in realtà ancora. sono senza incremento. Donna, donna, donna.
Allora bisogna andare in fretta. Pedone? Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Donna? Pedone è un pedone, no? Dicono. Esatto. Donna! Cazzarola, donna, eccola qua. Punto esclamativo. Punto esclamativo. Mamma mia, che doppio, che doppione, che doppione. Non so se l'avrei visto in questa velocità, anzi, penso proprio di no. Abbiamo 2 minuti per concretizzare il vantaggio. Donna. Ottimo. Torre. Due minuti e 18, una sfida. Pedone. Mamma mia, che ansia. Ma sì, 2 minuti e 14 ce la faremo. Abbiamo un +7 di vantaggio di materiale, secondo Chess. Torre. Pedone poi, pedone. Il 90% ancora pedone. Ma meno Abbandonato. male che ha abbandonato. Si può fare Ottima, l'analisi. ottima. Sì, volentieri, volentieri l'analizzo, volentieri. Vediamo un po' cosa succede qui. Voglio vedere quel punto in cui c'è stato quel casino lì dove comunque siamo riusciti a prendere la qualità. Possiamo vedere un attimo, possiamo andare alla mossa 4 quando dopo C6, cavallo C3, Ok, alfiere D6. sì, Ecco, ok, normalmente qua non si gioca E4, lui giocando E4 è uscito dalla struttura Carlsblad e ha giocato un pedone isolato, no? esatto. Dopo di per, cavallo per, poi ribadisco la cosa bella degli scacchi che non si può giocare sempre con il pilota automatico, se no non si potrebbero vincere partite, Certo. no? Se no sarebbe come Tris, no? Che è matematico il risultato. E ci sono regole varie che si contraddicono tra di loro. C'è la regola della coppia degli alfieri, c'è la regola che quando È si vero, gioca contro un pedone isolato va bene cambiare i pezzi leggeri, no? hai ragione, assolutamente. Qui ha distinto su questa settima mossa, anziché giocare cavallo F6 come suggerito da te, avrei giocato alfiere C7. Ah, Ma, potrebbe essere, andava ma bene. sì, no, cavallo F6 è quella proprio consigliata anche dal motore, quindi ottimo. Su cavallo per, donna per, ma è che ti alleggerisce il lavoro anche cavallo per D6, donna È per vero. D6, è meglio, perde potenziale. Ora guarda, lui ha fatto H3, noi abbiamo arroccato, cavallo F3, torre D8, io pensavo torre 8, ma va bene lo stesso, alfiere C4, ecco qua, dopo alfiere C4, ecco, se posso fare una critica, posso fare una critica? Assolutamente. No, anche in altri bracci e menti, in un gambetto di re in particolare, mi ricordo che spesso tendi a trascurare il pedone in F7. È vero, è vero, Hai giocato una torre 8 scacco così che era meglio non fare, è secondo vero. me. Qua, soprattutto anche considerando il principio, qua possiamo fare una mossa che va a favore di entrambi i principi, il cambio dei pezzi leggeri e la coppia degli alfieri, secondo me alfiere Certo. 6. Perché se lui catturasse, allora se lui ritira l'alfiere ha perso un tempo, no? Se lo ritira in D3 avrebbe dovuto farlo subito, no? Certo. Se lui cattura in E6, noi giochiamo donna per E6, donna per E6 scacco, e qua ora il suo alfiere in E3, anche, se lui gioca alfiere E3 o se gioca donna E2, noi cambiamo le donne, meglio ancora, il suo alfiere camposcuro è un alfiere cattivo, no? Non ha le case chiare, non ha un pezzo che controlla le case chiare, poi possiamo giocare le stesse cose, cavallo di Certo. 7, B6, D5, cambiare tutto, abbiamo sempre un leggero ma duraturo vantaggio, non so se sei Certo. Sì, d'accordo. sì, sì, sono d'accordissimo.
Quindi, però, ok, qua tu hai giocato, no, abbiamo giocato alfiere F5 che va comunque benissimo, poi è solo un'opinione mia, quella No, lì. no, no, era... Però, per esempio, alla mossa 13, per esempio, non poteva fare donna B3 lui con attacchi doppi. Donna B3, sì. Attacco F7 B7. Hai ragione. Avevo visto quel potenziale attacco anche col cavallo, eccetera, su F7, però pensavo che mettendo l'alfiere in F5 poi sarei stato veloce nel ritirarlo in G6, però in realtà Sì. l'alfiere lascia scoperto il punto B7, cosa che non Sì. avevo... Alfiere 3, cavallo B6 e cavallo D5 penso che vada bene, lui ha fatto cavallo E5. Ecco, io qua di nuovo pensavo alfiere E6, che non so se... con l'idea di cambiare anche i pezzi leggeri, che forse un pochino più solida, no? Forse. Sì. Però non lo so, alfiere G6 anche non deve essere male. Ah, qui ok, a questo punto, ok. Torre C1. Ok, e andiamo avanti B4, A6, torre C5, cavallo E4, torre C2. Ecco qua penso che cavallo EC3 vince, no? Perché lui perde la qualità. Su cavallo EC3 è attaccata la torre in C2, la donna in D1, l'alfiere in A2, non vedo di sì. O no? Sì, giusto. C'era questo super mega attaccone. Dopo cavallo per E3, F per E3, io pensavo cavallo F6, su cavallo G3 mi faceva molta paura una presa in F7. A me faceva paura, non so, magari cavallo per F7, diciamo. C'erano. Dopo cavallo per G6, mossa intermedia, cavallo per F1, no? Donna per G6, ora è senza gioco, no? Mamma mia, si è ribaltata la situazione. E dopo abbiamo vinto, abbiamo mangiato. Forse, ecco, forse se mi permetto di dire, forse la torre anziché in F8 la preferivo in E7, no? Che difende F7 e attacca sulla colonna E, però ormai più che stare lì a cercare di fare tutte le mosse più precise, è meglio giocare veloce, no? Per farli finire di tempo, poi alla fine una bella vittoria. Vabbè, sì, queste sono le mie opinioni. No, ma più che tue opinioni sono anche proprio confermate sempre dal motore, quindi mi fa sorridere come tu velocemente riesca a vedere alcune finezze che poi appunto anche il motore dice che bisogna... È molto facile giocare contro il pedone isolato, dopo un po' di esperienza, cioè quando l'avversario è il pedone isolato, così ho vinto tante partite proprio con il pilota automatico, cambi i pezzi così, gli rimane la debolezza e poi la perde, giri un po', quindi cioè dopo un po' si acquisisce una certa sensibilità, poi ci sono posizioni più difficili dove non capisco nulla, però meno male che questo non era il caso. Quindi dici che in questo caso, abbiamo vinto la partita sicuramente perché c'è, ma anche soprattutto per questo suo errore iniziale che ha lasciato il pedone in D4 isolato. Ecco, non so se si chiama errore per questa, perché sicuramente c'è un errore se non... Forse per questa interpretazione scorretta, no? Se non è che non ha visto entrare in un pedone isolato, secondo me ha... Ok. Cioè, poi dicevano dei gusti non si discute, no? Dicevano. Però forse qua non condivido molto. Ok, bene, devo dire che 10 minuti forse è il tempo, anche se non c'è l'incremento, però forse è il tempo giusto forse per questo genere di esperimenti. Magari possiamo provare a fare una mossa a testa anche. Esatto, allora la prossima partita che vedrete prossimamente sarà sicuramente allora una mossa a testa, va bene? Allora io spero che vi siate divertiti e imparato qualcosa di nuovo, io sicuramente ogni volta che ho come spalla e come braccio, no come mente Andrea, e allora adesso andremo a giocare una mossa a testa dove sarà insomma più complicato sicuramente. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille Andrea. Grazie, a presto, Ciao. alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!